Il ritorno a Miris ovviamente è una gioia per tutti noi, primo perché si torna alle origini, perché la manifestazione è nata qui grazie all'intuizione di Talellè, che inizialmente l'hanno fatta nel loro vivaio e poi successivamente, essendo cresciuta tanto, si è spostata qui all'interno del giardino di Villa Pernis, Vacca. La, la gioia più grande è tornare qui, sì, ma soprattutto tornare con un giardino rinnovato che speriamo possa essere aperto quanto più da ora in poi, essere fruito e goduto da tutti e quindi tornare ai vecchi splendori. Per cui siamo felici di avere tutti i vivaisti che già da anni partecipano, qualche novità, tante associazioni, laboratori, workshop, quindi vi aspettiamo per questa bellissima mostra a mercato, che non è solo una mostra a mercato ma anche un appuntamento culturale sul mondo della botanica, dell'agronomia, del paesaggio e niente, in questo contesto che è la Vega di Minis con i suoi paesaggi agrumicoli e rurali. Il tema di quest'anno è proprio Saranze Miris, il giardino ritrovato, quindi è proprio un tema che lega questo posto simbolico, questo posto molto identitario per Miris al contesto circostante che è quello appunto degli agrumetti legati appunto al tema della sostenibilità, delle colture, quindi del frutteto e tutto il mondo del giardino che è quello che qui dentro in questi 2 giorni si incontrerà sia a livello visivo e olfattivo sia a livello appunto formativo e culturale.